Bene raga, ciao a tutti, il comandante veneziano, Fioi. Le cazzo di qualifiche ormai sono una maledizione, che il mondiale è veramente in pugno, però secondo che stavolta non riesco ad aumentare le pole position del grande Ayrton purtroppo. Quindi Gerhard Berger si prende la pole, secondo Ayrton, terzo il piccolo Alain, poi Nigel Mansell. Non è prevista pioggia per la gara odierna. Ayrton vuole distruggere il campionato, ci sta riuscendo, 23 punti di vantaggio sul piccolo Alain, quasi 3 gare di vantaggio, sono tante. E sono ancora parecchi punti in palio. E si parte, si vola, si vola, si vola. Mi dispiace solo non riuscire a fare pole position. Ma questa è una gara favorevole che se guido come so guidare è vittoria. Mi ricordo qua l'altro anno abbiamo rischiato di perdere il mondiale per un problema meccanico importante. Comincia già a macinare. Il grande Ayrton. Quest'anno veramente sembra non esserci più storia ormai dopo il mondiale stracombattuto dell'88. Solo in qualifica, dopo le prime 3 qualifiche, basta. No, 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 attenzione! Brutto errore qua. Non riusciamo a rimediare. Sarà una gara comunque vibrante. Perché in Belgio basta un errore e salutiamo tutto. E quest'anno la differenza per me la sto facendo la monoposto, che ha una tenuta di strada che per il mio modo di guidare è perfetta. Prost è terzo intanto, molto vicino a Gerardo. Cioè insomma, ti dai. Un decimo. Non c'è Alesi ha fatto poche gare nel 91. Sì, c'è nel 91, l'89. Ecco, posso già annunciare che ci sarà anche la stagione 90 e poi riprendiamo con 2 stagioni moderne. O una, adesso vediamo. Comunque sicuramente 90 e dopo una moderna, cioè la 2009. Per i flashback quotidiani. Siamo alla numero 101, 101esimo video ragazzi. Mi sto portando tutte le stagioni di Formula 1 dall'82 ad oggi, perché ci saranno anche un altro flashback dall'82 all'87. Ma quella è un'altra storia, Beppe. Adesso siamo negli anni più belli della Formula 1, gli anni iper d'oro. Ragazzi, il Prost 04, attenzione, Alain non molla, il piccolo Alain non molla. Le petit Alain! Mi butta fuori Alain così. Non ho parole. Che schifo. Attenzione ai detriti. Alain mi ha letteralmente buttato fuori.
dopo la porcata di Prost. È pole position per Ayrton, torna in pole dopo tantissime gare, pole di Senna per 3 decimi su Berger. Comunque Berger, ragazzi, bella stagione, per quanto sia insomma terza, 1500 punti. Monza quinto, Prost quinto. Niente, Spa, non capivo che è una gara sfortunata per il momento per Ayrton. Da più 23 a più 14 rosicchia 9 punticini a Lenna, ma ragazzi, qua voglio la vittoria. Intanto arriva la pole, speriamo ci sia la pioggia, se di pioggia torrenziale come l'altro anno, per fortuna no, e si gode. Finalmente torna la pole per Ayrton, quarta pole stagionale. Dai, go go go, qua Senna vuole vincere, attenzione Berger. Veramente quello che ha fatto Prost, che per carità era a 4 decimi, però buttarmi fuori così, Senna non ha commentato, perché sa che sono state in passato anche cose diciamo, a favore di Senna. E poi ricordo ancora fresco, no, mamma mia, brutto errore. Attenzione Berger supera Ayrton, porca miseria, fiore, calma. Però sulla carta siamo più veloci noi. Comunque Prost alla fine ha accettato il veretto di Balestre, grande amico di Alain peraltro, ma veramente ad Adelaide l'errore di Prost è stato imperdonabile, la prima curva, regalando il titolo a parità di punti ad Ayrton. Diciamo che Ayrton e Prost ha voluto un po' con aggressività cercare il sorpasso su Senna e lo ha buttato fuori a Spa. Nessun dividimento per Alain, però Senna insomma è un po' risentito dell'accaduto, ma adesso dopo la pole vuole la vittoria qui a Monza e vuole chiudere il mondiale. Attenzione, attenzione. Il mondiale però non è ancora deciso, diciamo che in questa gara non sento, per quanto ho fatto la pole, sento la macchina comunque in curva non perfetta come al solito. E tocca una velocità di punta mostruosa rispetto alle altre. E la lotta continua. Primo giro completato. Peccato che Senna poteva vincere tranquillamente in Belgio, secondo me, nonostante il Prost subito secondo era molto vicino, lungo, sto sbagliando tanto. Non è tranquillo oggi Ayrton. Alesi ottavo, grande Gianno, noi tutti noi amiamo Gianno, i ferraristi. C'è una tensione senza senso. Mamma mia, 1-3 da Mansell. Superato Berger. Ma Mansell è vicino comunque, non sarà una gara dura fino all'ultimo secondo me. Anche la McLaren ha una potenza incredibile. Tanto si vocifera di un possibile addio di Alain a fine stagione per andare alla corte della scuderia di Maranello. Vedremo. Pitturata. Oh là, finalmente si pittura. 1-4, vantaggio minimo. Comunque vergognoso quello, cioè, l'incidente del Belgio molto pericoloso anche. Prost per carità fa il suo gioco e ci sta. A volte l'ha fatto Senna, però poteva magari fare questa cosa in una curva diversa. Capelli, ritiro per Capelli. Vediamo che i ritiri sono sempre molto pericolosi.
Comunque tendenzialmente in questa stagione Ayrton o vince o non fa punti, a parte rari casi. 2 secondi in vantaggio su Mansell. E vola, 0-7 per Mansell è attaccato. Mamma mia, femmeno. Non si può stare tranquilli. La macchina è più veloce, si vede, ma Mansell c'è. (0-6) su Mansell. Prost quinto, Prost in grossissime difficoltà dopo la vittoria in Belgio. Tanto per il momento solo Ivan Capelli ritirato. Questo mondiale Senna vuole chiuderlo prima dell'ultima gara, ovviamente. (0,8) di vantaggio, un niente, 8 decimi. Mamma mia, Mansell è a 0-2, signori. Mansell è a 0-2. Mansell tenta il sorpasso, è pazzesco Mansell. Leone inglese. E Nigel mi supera. È un po' largo però qua Nigel. Bellissimo duello con l'inglese. Giro record di Gerardo. Record di Gerardo. Gara non facile. I ferraristi vogliono ovviamente la vittoria di Berger o Mansell. Mancano ancora tanti giri però. Può succedere ancora di tutto. In testa alla corsa Ayrton Senna, al secondo posto Mansell, al terzo posto Berger. 8. Vola come vola 1,7, 1,7 guadagnato, riperso, cioè riguadagnato, perso, riguadagnato, riperso. Questa è un po', diciamo, la gara di Monza, che ho dei punti dove guadagno bene. No. Attenzione, brutto errore, brutto errore. Mansell torna vicinissimo. Mamma mia, erroraccio qua di Ayrton. Basta un attimo, questo gioco è veramente implacabile, cazzo. Stare anche attenti adesso. Prost sempre quinto. Qua si butta Palmer, foratura. Se non ha voluto rischiare, qua si è visto. Mamma mia, ragazzi. No, Mansell è veramente un leone indomabile oggi. Tre laps, Remaning. Ma oggi gara non semplice per il brasiliano. Sentivo che la macchina non era al top. Attenzione, Berger, incredibile Gerhard, incredibile ritiro di Gerhard. Forse Prost va a dare una posizione, non lo so. Spero di no. Ma Ayrton sta perdendo la first class, la first position, la pole position, quello che volete voi. Attenzione anche Butzen adesso. Mamma mia ragazzi, McLaren che non è competitiva adesso,
No, 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 no. Non ci credo, c'è Alain dietro. Alain è vicinissimo, da 4 secondi Alain vicino. Mamma mia, sta rischiando di perdere punti ancora su Alain. Crisi nera qui a Monza, crisi nerissima a Monza per il talento brasiliano. Come l'altro anno, Spa Monza, 2 gare disastrose. E abbiamo il piccolo Alain dietro, da primo a terzo. Ormai Massa se ne va e vince a Monza al 90%. Alesia punti, godo. Vediamo se Ayrton riesce a ripigliarsi la seconda piazza in questi ultimi 2 laps. È un mondiale, stimo su GP4 i mondiali non sono decisi fino a quando la matematica non ti dà ragione, è incredibile. È incredibile, però stai a 0,7 adesso. Senna non perfetto oggi. No, vedi ogni tanto il piccolo problema che l'anno scorso è stato un problema importante. Quando la macchina tende ad andare verso l'esterno so cazzi. Prost è attaccato, Prost sta recuperando. Non devo perdere da Prost, se no prende fiducia il francese. Quanto Massa era al speed trap. (0-3) di Alain. Attenzione che Alain può fare la porcata ancora. Niente da fare, se va bene arrivano terzi, ragazzi. Mamma mia, che delusione oggi. Meno male che Prost non sta disputando per niente una bella gara. In fuga Butzen. Ultimo giro, pole position a Mara, perché non abbiamo neanche secondi. Mondiale incredibile anche questo. Per fortuna Prost è dietro di noi per il momento. Devo fare, quando stare davanti a Prost già mi va più che bene. Aspettavamo una gara molto diversa, attenzione perché Prost è veramente incollato. Prost prova l'esterno, esternazzo puro di Alain, esternazzo puro di Alain. E Alain mi supera. Niente da fare, anche Alain mi supera. Ai ai ai, perdiamo punti anche qua. Meno 13. Che delusione. Oh, pole di Berger, ragazzi. Berger è scatenato a livello di pole position. Terzo Prost, noi solo quinti in una gara che non... il gara un po' indigesta. Stiamo attenti perché qua può esserci il ritorno di Alain. Dopo un 23 punti di vantaggio, calma. Non è prevista pioggia per le gare odierne. Dai raga, non posso perdere ulteriori punti da Prost. Devo stare sopra i 9 punti almeno, Questo è l'obiettivo. Mamma mia che rischio. Go go go. Come sempre partenza perfetta di Ayrton. La partenza è sempre la cosa più bella. Vediamo se riusciamo a ottenere la vittoria, visto che la pole non ha portato fortuna a Monza. 13 punti di vantaggio per il brasiliano.
Bra, 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 Brasil. Scusate. Comunque Berger, the king of ball, con questa li supera Ayrton. Con 5 pole stagionali. Attenzione, Berger è vicinissimo, si vede che non ho il pass, no pass, Beppe, no pass. Come sempre poi nelle storie le ultime due curve, che sono quelle dove vado meglio. Primo giro andato degli 11 qui a Estoril, Portugal. Mamma mia, mamma mia. E ci supera Berger, incredibile, Prost è già terzo. La McLaren non sembra più quella di inizio stagione che dominava la scena, togliendo le prime gare dove comunque ho dovuto settare anche un po' la mod. Ma comunque la sentivo perfetta, cosa che non sento più adesso. Prost ci crede, Prost può rimontarla. Non posso permettermi errori. E adesso abbiamo Berger, terzo. Famo fatica, ma in rettilineo siamo veloci. Mansell, fastest di Mansell. Prost è quarto, meno male che Prost non sta dominando. Questo è incredibile. Che le Ferrari sono in strapalla. Grande lotta. Dopo le due vittorie in Ungheria e Germania ci fa un po' più di fatica adesso. Ayrton è a caccia, ma Berger purtroppo se ne sta. E Mansell se ne sta andando, scusate. Fastest di Mansell. Prost è sempre quarta, potrebbe andarmi anche bene così. Mamma mia, vicinissimo qua Gerhard. Mansell show. Sono molto concentrato, ragazzi, non riesco. No, ormai Mansell non lo prendi più. No pass, Beppe, no pass. Da fare. Adesso devo cercare di mantenere per a tutti i costi la second place.
Dai che devo. 0,6. Molto vicino a Gerardo. Mansell per il momento in fuga, speriamo nei problemi tecnici della Ferrari, che se lo sta zitto, e anche noi comunque ne abbiamo avuti meno ovviamente. Secondo me Prost lo può superare tranquillamente Gerardo. Cinque e 7 di Mansell, imprendibile l'inglese. E Berger è vicinissimo. Gara non facile qui alle storie. No. C'è tensione. Non voglio perdere altri punti. Ok. Dai, come involati verso l'Eternity. No! Non ci credo. Non ci credo. Errore scandaloso qua di Ayrton. Non ci voglio credere. Non mi sono ritirato per miracolo. Palmer fuori, ma qua Prost guadagna altri punti. Non ci credo, butto via un secondo posto. Butto via un secondo posto. Ragazzi, c'è da quella cagata in Belgio, dove Prost ci ha letteralmente sbattuto fuori. Crisi nerissima. Per carità, quando vado fuori io così, per un incidente, chi me lo fa Prost e chi vince Prost, ovviamente. Adesso son dolori de pansas. Incredibile. Era a ritiro comunque, ma è andata anche bene perché mi stavo ritirando, ragazzi, diciamo le cose come stanno. Salvato in maniera fortunosa. Mamma mia. Speriamo che sia. Adesso speriamo Prost terzo, attenzione. Ai. Detriti. Non ci credo, ma Mansell fuori non andava a vincere. E così adesso guadagna incidente di Mansell, non ci credo. L'andavo a vincere. Questo è il limite della Ferrari, purtroppo. Sospensioni. Adesso si trova secondo Alain, incredibile. Qua guadagna tanti punti Alain. Errore mio. Questo, signori, è Grand Prix 4. Un mondiale già vinto, lo stiamo riaprendo per colpa nostra e anche di Prost, che ricordiamo che comunque la porcata di Prost rimane. Potevo tranquillamente vincere. Fastest di Gerardo, che è lui adesso al comando. Tre giri, Prost secondo. A 2-4, se ti prego non ti ritirare Berger, se no alla fine.
Niente, niente, niente. Caffie box. 3 punti perdo, se finisce così rimango a più 10, una gara di vantaggio. 13 punti, mi sta rosicchiando il Smolalen proprio, Smolalen lo chiamiamo. Mi sta arrivando, non siamo competitivi. Dopo un mondiale che dominato. Ho vinto più di chiunque altro qua, Senna. Che Prost come sempre, il professorino, punti di qua, 2 punti di là, 5 punti di là. Così, purtroppo l'Ecussi. Ciolaps, Revanain, Ciolaps. Ce ne spariamo anche un'altra dopo questa, ragazzi, ve lo dico già. Che beffa, che beffa. Non siamo minimamente competitivi. Berger sta volando, speriamo almeno nella vittoria di Berger. Sì, Prost sta perdendo molto bene, dai, ma non rimane secondo. Ultimo giro. Sarebbe bello, attenzione ai detriti, Prost. Che mondiale, anche questo alla fine non riuscì. Al posto di ammazzarlo lo stiamo riaprendo, ma per dei meriti nostri anche. Vince Gerhard ormai. Eccolo qua, winner per Gerhard. Quarto posto che però ci fa perdere altri 3 punti. Dai. E Senna risponde da fenomeno pole position. Mamma mia, per meno di un decimo, ragazzi, incredibile. Prost quarto, ragazzi, Minardi terzo, che ha preso i primi punti, e terzo, incredibile. Mamma mia, Mansell 22esimo, pole position di niente, ragazzi. Con la pista, con la traiettoria asciutta, il resto bagnato, solo GP4 ci può regalare queste emotions. Raga, meno 10, ma qua è una pole pesante, come un film di Fassbinder. Vai, raga, dopo questa dovrebbe mancare Giappone e Adelaide. Partenza un po' oscena, ma va bene. Sta più a girare un po' i maroni. Guarda subito Berger. Subito scatenato Gerard Depardieu Berger. Abbiamo Prost a 0-3. Subito Paul persa.
Che finale di stagione, sembrava un mondiale già vinto, non è così. Mi sta più Gerina a Jerez o Jerez della frontiera. Rompe i maroni. La cosa, ahimè, è ufficiale. Prost a 0-2. E poi c'è Suzuka che in realtà è stata una vittoria tanto importante, una gara favorevolissima per me Suzuka. Sicuramente Estoril e Jerez o Jerez, lascio sempre aver la scelta, un po' meno. Torniamo primi però. Torniamo in testa alla corsa. Ayrton Senna. La concentrazione deve essere massimale per il Brasileros. Attenzione, Alain nel secondo. Ai ai ai. Si è svegliato il piccolo Alain. Sarà duro tenerlo dietro, eh? Dai fioi. Fastest di Prost. Fastest di Alain. Sarebbe incredibile perdere il mondiale con tutte queste vittorie rispetto agli avversari. Prost ha vinto 2 gare solo, e che fa tanti piazzamenti. È proprio un professore. Prost è il classico professore. (0-3 di Alain). 0-3 di Alain. Dopo questa 2 gare. Teoricamente con 10 punti, se io vinco e Prost si ritira, siamo campioni del mondo. Concentrazione massimale a 0-2 Prost che lotta adesso tra il francese e il brasiliano. Grande Jean Alesi, quinto e fastest lap di Jean Alesi. Grande Alesi, Jean Alesi, the best in the world. Mamma mia, Alain è vicinissimo, manca ancora una vita. Siamo tutti iper vicini.
Mamma mia, doppio rischio. Prost è vicinissimo. È dura, ragazzi, è molto dura. Pirro, fastest di Pirro. Aiuto. Sono iperconcentrato, raga, chiedo venia per un commento un po' balordo, ma stiamo giocando al mondiale, dovrebbero essere più tranquille ste gare, invece meno più 10 o solo un più 10, nonostante le 207 vittorie di quest'anno. Siamo a metà gara, ragazzi, le dura, le dura, le dura. Patrese fuori motore. Era in zona point. No, non ci credo. Ah, è partita la macchina. Finita, finita. Ritiro. Partita la macchina, non ci credo. Problema tecnico. Dio Cristo. Mamma mia, adesso va a -1 Prost. Sì. Pirro su Benetton secondo, no parole. Quarto Alesi Bravo. A 2 gare dalla fine, -1. Non ho parole. Buttati via 23 punti di vantaggio. Ultime 2 gare, decisive. Classifica che non ammette repliche. Da più 23 a più 1, ragazzi. 2 gare dalla fine sarà durissima. Speriamo bene, però è chiaro che adesso tu approsta tutti i favori dal livello morale, cioè è pazzesco. Dal Belgio un disastro, one disaster. Peccato, costruttore aver stradominata, Vittoria Senna domina anche su Prost con 4, ma troppi ritiri, McLaren stradomina tutto. Berger e Senna sono insieme con le pole, la Ferrari vince sulle pole. Poi 2 gare, Giappone e Adelaide, che possono sancire il secondo mondiale di Senna sulla carta, su come è andata la stagione, è meritato proprio il disastro, che perdere questo mondiale, proprio disastro puro. Raga, un saluto al comandante Veneziano, ciao!